Buonasera a tutti amici da Napuliello87 e Forza Napalese. Allora, voglio la partita tra Lazio e Bologna è finita 3-3 con la salvezza del Bologna. Applausi per i bolognesi, per il Bologna, perché ha meritato questa salvezza. Voglio oggi ha dato 3 porzioni di ragù per l'Aquila Olimpia, che se l'è mangiata, si è abbuffata ed è cascata. Per questo un pareggio diciamo giusto, perché il Bologna sul campo ha fatto vedere di avere cattiveria, di volersi prendere sto punto e di salvarsi, voglio meritatamente, perché da quando ha fatto il cambiamento sulla panchina, che è arrivato Mialovic al posto di Filippo Inzaghi, voglio, il Bologna è cambiato totalmente, ha cominciato a fare risultati con Sinisa Mialovic e così sono arrivati i risultati ed è arrivata la salvezza. Voglio. Ovviamente sul mercato ha preso dei giocatori importanti. Ora parlando della partita, primo tempo migliore la Lazio che va in vantaggio con Correa subito. Che dobbiamo dire Correa? È stato uno degli acquisti azzeccati della Lazio. Lo sapevamo che già Siviglia che era un buon giocatore, lo sta confermando anche nel nostro campionato. Che dire, è un talento, Correa è un bel giocatore. Così fa il primo gol la Lazio. Nel secondo tempo un altro Bologna più cattivo, un Bologna che vuole riprendere il risultato sul pari, vuole giocare la partita, vuole questo punto, vuole salvarsi. Si vede la cattiveria nel secondo tempo, Mialovic magari gli dà quella scossa in più, il Bologna trova un pareggio con un bel gol di Poli. Così trova anche il vantaggio con quell'altro Mugica che è destro, che quando gioca segna sempre, che faccia dice, destro segna, Palacio no, destro si vede più una punta d'area, è il tipico attaccante d'area che quando ci dà il pallone sui piedi magari te la butta dentro, quando piglia la giornata, perché sennò piglia i piccioni in cielo. E insomma il Bologna fa il secondo gol, raddoppia. Poi fa il 2-2 la Lazio con Bastos, un altro bel gol, dopo quello di Poli, Bastos che gol fa, bellissimo, da un terzino, fa un gol così, un centrale della Lazio, terzino centrale, perché sai, Simone Inzaghi lo fa giocare a volte un terzino, a volte centrale, dipende, Simone Inzaghi li sposta un po' i difensori e i terzini, no? Insomma, bellissimo gol. Poi il Bologna risponde ancora perché vuole vincere addirittura. Orsolini risponde e fa il 3-2. Una partita piena di gol. 6 gol in questa partita. Bellissimo. 6 porzioni di ragù. 3 se li mangiano i bolognesi per festeggiare e 3 gli danno all'Aquilotte, si appesantisce e se ne va. Rimane a metà strada perché fanno pareggina, no? Milinkovic Savic, bellissima pennellata, Camaric, di quel giocatore, secondo me è il talento più forte che ha la Lazio, secondo me, Milinkovic Savic, io lo amo quel giocatore, che cazzo di gol ha fatto su punizione, nonostante avesse fatto gol anche in Coppa Italia, quel grandissimo stacco di testa, che poi ha aperto la partita per far vincere la Coppa Italia a Lazio, anche stasera fa un grandissimo gol che pareggia la partita, poi nel finale ha pure l'occasione per vincere la Lazio, sciupera qualche occasione, però diciamo tutto sommato sto Bologna ha meritato per quanto ha fatto vedere, per quanto ha rimontato, poi è stata rimontata, una partita tutti di capovolgimento, azione a destra, azione a sinistra, è stata molto bella, molto nel vivo sta partita, due belli allenatori, uno come Mialovic e uno come Simone Inzaghi, che hanno dato qualità alle proprie squadre, no? E hanno dato... Simone Inzaghi ha portato la Lazio a vincere la Coppa Italia, un trofeo che alla fine le ha portato in Coppa UEFA alla Lazio, mentre dall'altra parte Mialovic ha preso una squadra che sembrava retrocessa e l'ha portata a salvarsi, ovviamente a una giornata prima della fine del campionato, ma ha portato risultati importanti. Ricordiamoci anche quella vittoria a Milano con l'Inter 1-0, l'ultima di campionato che poi mi sembra già c'aveva Mialovic, no? Che perse 3-2 a Napoli. Ora non voglio sbagliare. Comunque il Bologna, da quando è arrivato Mialovic, ha cominciato a vedere i risultati, ha cominciato a fare gioco, un altro tipo di gioco, è un altro Bologna totalmente, e ha meritato
questa salvezza, voglio, per come ha fatto vedere sul campo, la merita tutta, voglio, complimenti al Bologna per la salvezza. Voglio, la Lazio, che dobbiamo dire, non c'aveva l'obiettivo che aveva, l'obiettivo da centrare l'aveva già centrato, è l'Europa League, perché comunque il massimo che poteva acquisire in queste 2 giornate era l'Europa League, però vincendo la Coppa Italia l'obiettivo già l'aveva centrato. Ovviamente la vincitrice va in Europa League, per questo non aveva tante motivazioni, il Bologna era più motivato. Diciamo un pareggio giusto per come si è vista la partita, e fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti sotto il video, lasciate un bel like, tanti like, voglio, perché si mi scarse like, vai, a volontà. Mi raccomando, venite sotto il video che è molto importante ed iscrivetevi al canale di Napulel 87. Buonanotte a tutti amici miei e forza Naples!